Il testamento scritto di pugno alla data 17 settembre 2021, lo stesso giorno in cui Stelio Cerqueni, 88 anni, ha percorso la strada da Monfalcone a Sarmela di Rubano, dove dopo un breve dialogo con la figlia Doriana ha estratto la pistola e l'ha uccisa nel giorno del suo 60° compleanno, rivolgendo poi l'arma contro se stesso. Ennesimo colpo di scena in una tragedia che assume di giorno in giorno contorni sempre più drammatici. Tutti i suoi beni andranno a nipote Michele, il figlio di Doriana, lo stesso che aveva iniziato a scrivere 21 anni fa per spiegargli perché non l'avesse mai conosciuto, lo stesso a cui ha raccontato una storia fatta di dissidi e liti legate agli affari. Dall'autopsia è emersa la ricostruzione esatta di quanto accaduto in via Valli. Dopo aver esploso un primo colpo di pistola, Stelio Cerqueni ha freddato la figlia che si era rannicchiata nel tentativo di difendersi, sparandole alla nuca per poi uccidersi.